Siamo in Corso San Felice Fortunato, all'angolo con Piazzale Giusti, e i vicentini che d'ora in poi passeranno da qui troveranno questo video wall e si domanderanno: ecco un passante. Non so che roba è, che aggeggio è, che archingegno è. Non so. Che aggeggio è? Ecco, noi che siamo Rete Veneta, siamo la voce dei cittadini, giriamo la domanda all'assessore competente. Che roba è? È un video a LED che rappresenta un po' la realtà giornaliera del cantiere che c'è qui a San Felice, che è un cantiere molto impattante, molto importante, soprattutto per dare informazione, no? Perché la gente è giusto che sia informata rispetto a quello che si sta facendo, perché normalmente la cittadinanza si arrabbia perché non sa i tempi, non sa cosa succederà, eccetera. Noi dobbiamo spiegare bene, e faremo questi messaggi, cosa stiamo facendo e quanto tempo sta durando il cantiere e durerà. Quali saranno le prossime scadenze, assessore? Cercheremo anche di stare al di sotto dei 2 mesi per poter dire entro fine agosto. Ecco, questo video wall è il primo di una lunga lista? Ma diciamo che questo è uno portatile, movibile, no? Però l'idea potrebbe essere: perché non arrediamo la nostra città di tanti video wall fissi dove magari regolarmente ci propiniamo la pubblicità, però all'occasione, quindi in caso di cantieri, in caso come l'altra sera della nube tossica, ci diamo messaggi a tutta la cittadinanza. Quindi io la vedo molto bene il fatto di poter illuminare alcune pareti magari anonime di qualche palazzo con dei video wall che possono dare anche il risultato sociale, cioè un aspetto sociale, perché danno indicazioni sul come comportarsi. Insomma, signori, per quanto riguarda le infrastrutture, il futuro comincia da qui.